Una volta che avete tesserato il calcio a 11, fate anche il calcio a 5, vi costa 4 soldi l'iscrizione. Insegna davvero di affetto, oltre che di salute. Dopo ci direi due cose sulla componente calcio a 5. L'amministrazione di Elmas e grazie a voi che siete venuti qua. Continuano gli incontri sul territorio per la FIGC Sardegna, Cagliari, Tramazza ed Elmas, le nuove tappe per Gianni Cadoni e il suo staff. Non conosciamo tutto quello che avviene, ma è importante avere una visione globale. Grazie a Checco, comunque anche noi società ci siamo molto avvicinati al comitato. Sapere che al momento di iscrizione non c'è da avere un esborso sarebbe importante. Lotta allo spopolamento, creazione di nuove società sportive, rapporto col calcio a 5 e rapporto anche con le scuole. Una volta che avete tesserato il calcio a 11, fate anche il calcio a 5, vi costa 4 soldi l'iscrizione. Prevenzione al razzismo, al cyberbullismo, educazione ai valori dello sport. Va ad arbitrare a Silanus, facciamo un esempio, o a Guasila e si trova a che fare con 20 persone che gli urlano di tutto e di più. Sono stati tantissimi temi affrontati la scorsa settimana in un nuovo importante incontro tra la FIGC Sardegna e le società del territorio. I colleghi consiglieri non sono d'accordo, ma io in consiglio voterò per questo. Chi non manda i ragazzi in rappresentativa non prende i soldi. Hanno preso parte all'incontro anche i dirigenti delle società di calcio a 5 per meglio favorire l'interazione e la reciprocità dal punto di vista tecnico e non solo col mondo del calcio a 11. Beh, il nostro sogno, perché è un po' di tutti i dirigenti, è avere due squadre che sono partite, hanno fatto tutto il percorso nelle serie regionali e arrivano nel nazionale. Tra le altre tematiche si è discusso sui progetti per aiutare e favorire la gestione economica delle società. Luca ha detto una cosa importante, sulla quale poi faremo una chiosa finale. La situazione di crisi del movimento calcistico in Sardegna, ma direi poi in tutta Italia. Grazie all'importante impulso economico che arriverà dalla legge approvata lo scorso dicembre dalla Regione Sardegna. Anche noi stiamo, come l'Unistanese, come tutti quelli che hanno il settore giovanile, stiamo cercando di cambiare indirizzo a quello che era normalmente lo sperpero dei soldi. E che permetterà una ricrescita con la creazione di nuove affiliazioni. Io parlo di nuova affiliazione, ma anche i vecchi, la stessa. L'obiettivo principale sarà infatti quello di garantire una squadra di calcio in ogni comune della Sardegna, progetto da sempre auspicato dal Comitato regionale contro lo spopolamento e con la volontà di far tornare quel senso di appartenenza in ogni realtà dell'isola, senza dimenticare che tra gli altri obiettivi c'è quello relativo alla formazione di figure specifiche di settore, dirigenti, medici, staff sportivi e amministrativi.